Sono un cinquantenne e i figli ventenni nomadi denunciati dai carabinieri per il violento pestaggio al sindaco di Cairano San Marco. Intanto la prefettura decide di istituire una vigilanza speciale per il primo cittadino. Indagini accurate dei carabinieri sulla busta e il biglietto con le minacce di morte all'assessore regionale all'ambiente Bottaccini. Io vado avanti, ribadisce lui. Tragico schianto stamane a Borso del Grappa, 27enne di Romano De Zelino perde la vita nello schianto della sua moto contro un camion. Il maltempo della notte ha colpito nel Veronese l'area del Garda falcidiata da nubifragi e vento, super lavoro dei vigili del fuoco per alberi abbattuti. Al voto subito per assicurare un paese e un governo stabile, un premier forte, le parole del governatore Zaia sulla crisi di governo, con l'autonomia dice questo non sarebbe successo. Venezia ha preso di mira troppi attacchi strumentali dai media internazionali e così quest'anno abbiamo visto anche il segno meno per il turismo in città, così ieri sera l'assessore regionale al turismo Caner a 20 ai 10. Ferragosto a Padova tornano i fuochi in Prato della Valle che quest'anno saranno dedicati ai 50 anni dello sbarco sulla Luna. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare in primo piano dell'aggressione al sindaco di Cairano di San Marco, perché sono un cinquantenne e i due figli ventenni, i tre nomadi denunciati dai carabinieri appunto per il violento pestaggio. Identificati grazie al riconoscimento da parte dello stesso sindaco di Cairano San Marco Gianni Precoma, che ieri pomeriggio ha trascorso 4 ore nella caserma dei carabinieri di Montebelluna per formalizzare la denuncia nei confronti dei 3 nomadi che l'hanno picchiato violentemente al punto da fargli temere per la sua vita. Ci sono stati degli istanti, sì, dico la verità, ho avuto un po' paura di morire. Quando mi hanno allentato la presa mi ha detto adesso vado in camper e prendo il fucile e l'ammazzo, adesso prendo il fucile e l'ammazzo, in quel momento lì diciamo, ho avuto il coraggio di mettere su in macchina e scappare, diciamo che, però il momento che ho avuto più paura è stato proprio quando mi stava picchiando, questo non si fermava nonostante vedesse che stavo perdendo molto sangue. Denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia aggravata Giuseppe Cari, 50 anni, e i figli Brandon di 22 ed Elvis di 26. Il genitore, quello che ha picchiato il sindaco, mentre i figli lo tenevano fermo, causandogli la rottura di 2 costole e una lesione al naso. La prefettura ha disposto ieri misure di sorveglianza mirate per le minacce ricevute dal primo cittadino, determinato comunque a farsi giustizia. Non ho assolutamente paura né di intimidazioni né di altre cose, questi devono pagare per quello che hanno fatto. I 3 hanno al momento lasciato Cairano per spostarsi a Montebelluna. Nei loro confronti ha avuto parole molto dure il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha annunciato a breve una visita nel comune del sindaco aggredito. Ferma condanna anche dal governatore Zaia, che si augura ora pene esemplari. Mano pesante nell'applicare la legge senza se e senza ma. Non è possibile che un pubblico amministratore, un sindaco, chiede di applicare la legge, cioè intima uno sgombero, va lì, va a discutere peraltro, no? E si ritrova in ospedale con il viso fracassato. Nel frattempo la prefettura di Treviso ha portato a termine la ricognizione dei campi rom disposta dal Viminale, 80 gli accampamenti mappati in provincia, 5 gli insediamenti abusivi già segnalati alle autorità. Ed ora invece le minacce di morte all'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, con quella busta e quel messaggio riferito all'attività della regione e dell'assessore contro i roghi dei rifiuti, indagini appunto dei carabinieri, analisi ovviamente della busta e della lettera con il biglietto che conteneva il messaggio intimidatorio, mentre l'assessore ribadisce: io vado avanti per la mia strada. 2 semplici parole, ma le più terribili che si possano immaginare. Sei morto. Un biglietto anonimo che si trasforma nella minaccia peggiore all'interno di una busta recapitata nella cassetta postale dell'abitazione trevigiana dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin. L'ho trovata nei giorni scorsi, questa mattina ho fatto la denuncia ai carabinieri che si occuperanno appunto delle indagini. In ogni caso sì, io vado avanti come ho sempre fatto fino adesso. Il tema è di quelli che scottano in tutti i sensi, i troppi roghi negli stabilimenti di smaltimento rifiuti del Veneto, gli ecoreati diventati una spina nel fianco evidente in una regione che deve fare i conti con i tentacoli della criminalità organizzata. In un articolo datato 13 gennaio scorso sul Gazzettino, Bottaccin raccontava di aver mandato ai 571 sindaci veneti una lettera per chiedere loro di dotarsi di videosorveglianza contro i roghi per prevenire questi episodi.
e proprio una copia dell'articolo si trovava nella busta con le minacce di morte. Messaggio chiarissimo. Su quella iniziativa, come su tutte le altre, noi comunque continuiamo ad andare avanti senza alcun dubbio, massima fiducia ovviamente nelle forze dell'ordine, con le quali collaboriamo anche nel contrasto degli illeciti di rifiuti, e quindi insomma andiamo avanti. Indagine a tutto campo dei carabinieri per arrivare all'origine della missiva. Amministratori nel mirino, una situazione non facile di questi tempi. È un momento difficile anche perché c'è un clima nei confronti degli amministratori piuttosto non sereno. Sembra che qualcuno ha nel suo immaginario che gli amministratori siano mezzi delinquenti, invece forse gli amministratori o almeno la gran parte di essi non lo sono, ma stanno dalla parte dei cittadini onesti. Ma Bottacin ribadisce quello che già aveva scritto sul suo profilo Facebook come primo commento alla vicenda: si va avanti senza se e senza ma. Siamo stati eletti per questo e noi continuiamo ad andare avanti. A volte è difficile, però insomma io credo che sia nostro dovere, quindi continuiamo nella nostra strada. Tragico incidente mortale questa mattina, poco dopo le 10 in via Molini a Borso del Grappa, lo schianto ovviamente ancora al vaglio delle forze dell'ordine tra una moto e un camion, un mezzo pesante, e la vittima è il Centauro, un 27enne di Romano Dezzolino, un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Veneto. In questo periodo, peraltro, con le strade libere di notte, che siamo ad agosto, insomma ci sono meno persone nelle città, purtroppo c'è anche maggiore velocità sulle strade e quindi il rischio di incidenti aumenta. Un altro incidente nel Padovano ieri sera. Le strade nelle notti d'agosto sono più libere del solito e questo induce ad abbassare la tensione e a volte ad aumentare la velocità. Poco dopo l'una della scorsa notte ambulanze e vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo uno schianto frontale tra due auto nel principale asse di scorrimento padovano al cavalcavia San Marco. Mentre due tra gli occupanti delle vetture sono riusciti ad uscire dai mezzi con le loro forze, una terza persona era rimasta incastrata e c'è stato bisogno dei pompieri per poterla estrarre dalle lamiere del veicolo. Tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale mentre la polizia locale è intervenuta per comprendere la dinamica e le responsabilità dell'incidente. E il maltempo si è fatto sentire ieri sera e la scorsa notte nella zona del Veronese, soprattutto nell'area del Garda. Numerosi gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco di Verona, del distaccamento di Bardolino e volontario di Villafranca dalla serata del 12 agosto e buona parte della notte successiva. In particolare gli interventi nelle zone tra Bardolino e Torri del Bianco, con il comune di Garda particolarmente colpito, dove sono stati tagliati alberi caduti in strada, sulle linee elettriche, rimosse parti di coperture e grondaie danneggiate dal forte vento. La strada regionale 249 Gardesana Orientale è stata per diverse ore chiusa al traffico nella zona di Garda durante le operazioni di messa in sicurezza degli alberi. Tutto hanno operato una ventina di unità, 5 mezzi, tra cui una autoscala. Adesso a Venezia per parlare dei dati sul morbillo, ci informa di questi dati il nostro Giampiero De Luca da Venezia. Giampiero. Buongiorno da Venezia. Almeno una ventina di persone infette, la maggior parte delle quali in centro storico della città lagunare. Sono i casi di morbillo registrati nel veneziano nel 2019 tra il mese di maggio e luglio. Non si può comunque parlare di emergenza. Rassicurano dall'azienda sanitaria locale, ma piuttosto di un fenomeno già emerso anche in passato. L'ULSS 3 infatti ha rassicurato che non c'è nessun motivo di allarmarsi, perché i casi fino ad ora sono poco più di una ventina e tutti sotto controllo, quindi dichiarano nessuna preoccupazione. Nello specifico i casi di morbillo registrati a Venezia in questi mesi sono per lo più di soggetti adulti tra i 30 e i 50 anni e dunque in quella fascia di età ancora in qualche modo a rischio contagio, e quindi parliamo di persone che non hanno avuto la malattia da piccoli oppure non si sono mai vaccinati. Per quanto invece riguarda i bambini, nessun problema, dicono dall'USL. Il fenomeno non è collegabile al tema della vaccinazione pediatrica e il livello di copertura vaccinale, dichiarano a Venezia,
ha raggiunto il 96%, superando anche quella regionale del 95%. Quindi rassicurano nessuna emergenza né per i grandi né per i piccini, e per questi ultimi, lo ricordiamo, se vorranno andare a scuola il prossimo anno dovranno comunque essere regolarmente vaccinati. Da Venezia è tutto, restituisco la linea a voi studio. Grazie Giampiero De Luca. Intanto la Procura di Treviso ha aperto una inchiesta sulla morte di Maria Vittoria Salvadori, la dodicenne di Villorba, stroncata da uno shock anafilattico venerdì sera a Spresiano. La ragazzina, allergica alle proteine del latte, era in una pizzeria di Visnadello quando ha iniziato a sentirsi male e, come sapete, inutili tentativi di salvarla da parte dei genitori, che le hanno anche somministrato 2 iniezioni di adrenalina, e anche inutile purtroppo l'intervento dei paramedici del 118. La Procura indaga per omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti, anche se sotto la lente finirà il cibo somministrato alla dodicenne, che potrebbe aver subito una qualche contaminazione, anche se sia i titolari della pizzeria che la ragazzina erano ben consapevoli dell'allergia. Sul corpo della dodicenne sarà eseguita l'autopsia per capire cosa è successo e accertare eventuali responsabilità per la sua morte. La politica adesso a Roma si continuano a preparare le strategie. Le ultime ore parlano, per quanto riguarda la crisi di governo, ovviamente di una Franceschini che apre a un eventuale governo di legislatura con il Movimento 5 Stelle. Come sapete alle 16 parlerà Matteo Renzi. Dal Veneto il monito invece del governatore Luca Zaia è quello di andare a votare subito per avere un governo stabile, e lo stesso Zaia in queste ore ha detto anche se ci fosse stata l'autonomia tutto questo probabilmente non sarebbe accaduto. Sentiamo. Se si fa un governicchio sarebbe veramente tragica perché ci sono i numeri per garantire al Paese un governo stabile. È una crisi di cui è difficile prevedere gli sviluppi, quella del governo Conte, in un quadro politico diviso tra chi chiede l'immediato ritorno alle urne, come Fratelli d'Italia, e soprattutto la Lega, che sta sondando la disponibilità di Forza Italia in vista delle elezioni, e chi preferirebbe un governo di scopo. Il Movimento 5 Stelle, tramite Beppe Grillo, sonda la disponibilità di un partito democratico che con Zingaretti declina l'invito, ma le cui divisioni interne paiono oramai mature per la scissione dei renziani, che confluirebbero in un nuovo soggetto politico di cui sarebbe già pronto anche il nome, Azione Civile. Lo sviluppo della crisi appare incerto anche come tempistiche. Sul piatto c'è la votazione in aula della mozione di sfiducia presentata dalla Lega al Premier Conte. Io ho massima fiducia nel Presidente Mattarella, è lui poi garante della Costituzione, però è pur vero che se si va subito al voto, ed è esattamente quello che io penso, che chiediamo, riusciamo ad avere il nuovo governo alla volta di fine ottobre e primi di novembre, ed è questo l'obiettivo. Trascinare questa agonia con governicchi e soluzioni roccambolesche vorrebbe dire semplicemente non dare all'Italia un governo stabile, solido e che fa le cose. L'incertezza che viceversa ha caratterizzato l'azione di questo governo ha avuto, secondo Zaia, più di una ripercussione in Veneto. Non posso non rilevare come governatore del Veneto che ci hanno lasciati soli sulla Pedemontana, se oggi è sbloccata grazie a noi, che ci hanno lasciati soli sulla TAV. Queste sono 2 opere, TAV e Pedemontana, che i veneti vogliono, non serve neanche fare un referendum. Ci hanno lasciati letteralmente soli sulle Olimpiadi, vi ricordo la posizione dei 5 Stelle sulle Olimpiadi, non vi dico dell'autonomia perché sotto gli occhi di tutti quanto freno a mano si sia tirato, e tutto il resto. Il turismo adesso, per parlare di Venezia. Una Venezia, dice l'assessore regionale Federico Canero, o meglio ha detto ieri ospite a 20 e 10, una Venezia sotto attacco da parte dei media internazionali, e anche per questo, dice, abbiamo visto un segno meno proprio per quanto riguarda il turismo a Venezia. Sentite le sue parole. Venezia è stata un po' presa di mira, così come altre città internazionali importanti, penso a Barcellona per esempio. Ne va dell'immagine di Venezia perché per esempio noi quest'anno abbiamo cominciato a vedere il segno negativo anche su Venezia. Ecco, allora, ma è frutto anche di questa campagna che non è partita soltanto dalla CNN, ma anche dal New York Times, anche da altri giornali, non solo americani, alcuni anche inglesi, e sa, questo bombardamento continuo poi porta in realtà anche a situazioni che possono diventare anche negative. Quest'anno noi cominciamo a sentire effettivamente dalle stime che abbiamo fino ad oggi un calo abbastanza importante a Venezia, secondo me anche frutto di questa politica denigratoria a livello internazionale che si ha, secondo me oltre misura.
C'è un problema, secondo me noi italiani ci prendono sempre nel mirino su quando, non so, mi sembra quasi ci sia una sorta di invidia nei nostri confronti, perché lo vedo con i nostri prodotti, col prosecco, con i formaggi, con la nostra situazione e adesso arriva anche con il turismo. Poi dovete pensare che per esempio la Germania ha tutto l'interesse di spostare i flussi turistici che vengono in Italia, per esempio in Croazia e in Grecia, dove le banche o le stesse diciamo grandi tour operator tedeschi hanno acquisito non solo diciamo camping oppure, ma gestiscono veri e propri flussi turistici, alcuni hanno comprato anche infrastrutture, aeroporti, cioè gestione. Allora non vorrei che dietro a questa campagna denigratoria ci fosse anche la volontà di spostare un po' di flussi turistici, una strategia che dice spostiamo i flussi dall'Italia verso altre parti. Intanto a Venezia continua a crescere il numero di appartamenti affittati ai turisti, un dato che aumenta gli introiti del comune grazie alla tassa di soggiorno, ma che allo stesso tempo riduce evidentemente le case ai residenti. I numeri, si sa, non si discutono, eppure spesso esistono modi molto diversi di interpretare la stessa cifra. L'aumento del 20% di locazioni turistiche registrato a Venezia nell'ultimo periodo, ad esempio, visto da Cafarsetti, può essere interpretata come una manna capace di far salire il montepremi della tassa di soggiorno oltre il 1.600.000 euro nella sola prima metà dell'anno. Marco Gasparinetti, del gruppo 25 Aprile, invece, si fa portavoce di chi ha un'altra chiave di lettura. Quel più 20% di pernottamenti extra alberghieri a Venezia significa un 20% in meno di posti letto disponibili per i residenti. A meno che l'obiettivo non sia quello di trasformare Venezia in un albergo diffuso, c'è poco da gioire. Nel metro quadro che si libera diventa locazione turistica. Quindi come veneziani dovremmo forse metterci una mano sulla coscienza e chiederci se questa è la città che vogliamo, una città in cui possono vivere soltanto i molto ricchi che possono comprarsi casa e i relativamente poveri che sono al di sotto delle nuove soglie ISEE. Se vogliamo fare qualcosa di concreto per questa città, gli strumenti ci sono, esiste anche una legge regionale, legge Caner, a cui dedicheremo un dibattito in Bragora il 20 settembre. Il problema di Venezia, sostengono dal gruppo 25 Aprile, non è il singolo che affitta ai turisti, ma la somma di tutti i singoli che non fanno altro, magari per mancanza di incentivi a fare diversamente. Il Comune sta sicuramente facendo la sua parte, anche perché siamo sotto lezioni, per quel che riguarda la riconsegna alla cittadinanza di tutti quegli appartamenti in proprietà comunale che per mancanza di restauro negli anni precedenti erano rimasti vuoti. Di questo diamo atto molto volentieri all'amministrazione comunale. Se abitare a Venezia non è un problema per chi ha disponibilità finanziaria e per chi, avendone poca, può entrare nella graduatoria degli alloggi popolari, a rimanere schiacciata nel mezzo c'è quella classe media troppo benestante per un aiuto pubblico, che però è allo stesso tempo troppo povera per affrontare un mercato dai prezzi proibitivi, una situazione che dovrà obbligatoriamente essere presa in considerazione. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la prima edizione del nostro telegiornale. Rieccoci in studio, la prima edizione del nostro telegiornale a Vicenza adesso, con la stretta delle forze dell'ordine sul Campo Marzo che porta gli spacciatori a cambiare zona. Il comitato Vicenza ai vicentini invita a non mollare la presa e anzi invita il questore a emanare gli attesi DASPO urbani. Spacciatore e assuntore, si sa, vanno a braccetto e proprio in questo agosto afoso, dove il consumo di stupefacente non va in vacanza, alla repressione si aggiunge il supporto a chiamata dell'unità di strada, un test per quello che dovrà essere il progetto che i servizi sociali metteranno in campo probabilmente in autunno. Intanto però una così consistente stretta su Campo Marzo ha portato al verificarsi di un altro fenomeno. È naturale che probabilmente provino a spostarsi nelle vie limitrofe tra Viale Milano, San Felice, eccetera. Questo è un fenomeno che stiamo appunto anche noi notando. Il buco, la dose fatta a cielo aperto in pieno giorno dietro ad un albero, semi-appartati dietro al moresco piuttosto che tra le giostre dei Iotto. È diventato l'altro grande problema assieme allo spaccio di Campomarzo e zone e giardini limitrofi. Da venerdì è partito un controllo a tappeto giornaliero di polizia, carabinieri e polizia locale che si protrarrà per tutto il mese di agosto. Una nuova offensiva contro un fenomeno purtroppo dilagante.
riceviamo moltissime segnalazioni in questo periodo estivo, quasi quotidiane, di molti tossici e spacciatori che chiaramente durante l'arco della giornata passeggiano e creano chiaramente disturbo al decoro. Gli interventi, quelli ultimi, recenti, da parte delle forze dell'ordine sicuramente sono un ottimo segnale. Questo però non deve far mollare la presa su Campomarzo ed anzi il comitato incalza le autorità. Il passo successivo ed atteso è verso quei soggetti recidivi e conosciuti. D'altro canto speriamo che il questore possa cominciare a emanare i primi provvedimenti di daspo urbano, allontanamento fagli via che aveva promesso verso questi soggetti. A Mella adesso siamo nel Bellunese a parlare di un caso davvero particolare, una stangata vera e propria per una Coca-Cola. Nel momento che avevo sospeso ho fatto un'infrazione, però qui non c'è niente, pensavo di fare un favore a un ciclista caldato alle 6:30 di sera. Tutto per una Coca-Cola somministrata a un ciclista caldato dietro un corrispettivo di 2,50 €, all'apparenza tutto regolare. Peccato però che quella bibita non poteva essere venduta perché il locale non ha la licenza e che il ciclista era un vigile urbano in servizio. Il risultato? Una multa da 5.000 € come da legge regionale 29 da decreto sui pubblici esercizi. Amareggiato il titolare che pur ammettendo l'illecito commesso dalla madre ritiene che l'importo sia esagerato. Siamo a Praderade Godimelle, l'attività, meglio l'ex attività sanzionata è il ristorante I Faggi. È qui che la sera del 5 agosto avviene il misfatto contestato. Che il locale fosse in gergo tecnico attenzionato dalla polizia locale pare cosa certa, dato che dal comando si parla di un'attività più ampia. La sera del 5 agosto scorso la mamma del titolare era dietro il bancone del bar-ristorante per il quale il figlio ha chiesto la sospensione della licenza per le annualità 2018 e 2019. Il bar perciò è ufficialmente chiuso, ma la donna vi si sta intrattenendo con 2 cari amici a cui ha offerto 2 bicchieri di rosso. La porta aperta invita un ciclista a entrare a chiedere un bicchiere d'acqua, subito dopo una Coca-Cola. Raffaella da Canal offre il bicchiere d'acqua e chiede per la bibita 2,50 € che l'uomo paga regolarmente. 2 giorni dopo, al 22 di Praderadego, arriva la notifica del verbale firmato dal vigile ciclista e oggi a Raffaella da Canal, con oltre 50 anni di lavoro alle spalle, quella multa appare una beffa. Non è che mi risolva il problema i 2,50 €. Dopo 52 anni di attività non aver mai preso una denuncia, un verbale, né niente, né della finanza né dei vigili sanitari. Contro la sanzione il titolare ha 30 giorni di tempo per fare ricorso, anche se sembra impossibile che ci si possa sottrarre alla legge. Non c'è discrezionalità, è stata svolta attività di somministrazione in assenza di requisiti, ci ha detto il comandante della polizia locale di Borgo Valbelluna. Ed ora per parlare del Ferragosto, dei tradizionali fuochi d'artificio di Ferragosto a Padova, in Prato della Valle, quest'anno nel segno della luna. È l'appuntamento più atteso dell'estate per chi resta in città, ma da qualche anno è diventato anche un motivo di attrazione per i turisti. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici nella suggestione di uno spazio come quelli di Prato della Valle infatti impegna le varie amministrazioni comunali nel proporre uno spettacolo da un lato godibile e fantasioso, ma dall'altro lato mette la macchina organizzativa cittadina sotto stress per via del grande impegno logistico. Ci sono da verificare gli standard di sicurezza dei fuochi stessi, da emettere le ordinanze per il traffico, gestire l'incolumità delle decine di migliaia di persone che arriveranno. Quest'anno l'occasione è quella di un cinquantenario importante. Per questo Ferragosto, siccome ogni anno bisogna innovare il nostro format, abbiamo deciso di dedicare lo spettacolo piromusicale ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna, per cui sarà una serata molto suggestiva, emozionante e come sempre sono sicuro che la risposta dei padovani, dei tanti turisti che arrivano in città sarà piena e per questo ci stiamo attrezzando anche con tutti gli organi competenti perché si possa svolgere il tutto nella massima godibilità ma in piena sicurezza. Oltre alle forze dell'ordine e ai soccorritori schierati per mantenere la sicurezza, anche quest'anno non mancano accorgimenti normativi per minimizzare i pericoli. Come gli anni scorsi, proprio per assicurarci che il tutto possa svolgersi senza problemi, sono vietati ovviamente oggetti contundenti piuttosto che droni o lanterne cinesi e quindi oggetti che possono in qualche modo interferire con lo spettacolo. Allora una gara di pesca sportiva a Campo Croce di Borso del Grappa, protagonisti dei ragazzi speciali. La società di pesca hanno stato organizzato la giornata di avvio alla pesca per i ragazzi e ragazzi diversamente abili.
La giornata è trascorsa tranquillamente ed in allegria. Sono stati premiati tutti i partecipanti. Obiettivo divertirsi, e così è stato per i tanti ragazzi disabili che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla società Pescatori Sportivi Andolfatto. Armati di canna, appositi ami senza ardiglione per non ferire le bestiole ed esche, si sono cimentati in una gara all'ultimo pesce rosso, dando prova di grande forza di volontà e spirito competitivo, con un'attenzione particolare anche agli stessi animali che, una volta pescati e conteggiati, venivano ributtati in acqua. Appuntamento allo stagno di Campocroce a Borso, dove protagonisti sono stati questi speciali pescatori accompagnati dai genitori, che hanno vissuto un'esperienza unica all'aria aperta in un clima di totale serenità, portando a casa come ricordo un attestato di partecipazione e soprattutto la soddisfazione di un nuovo traguardo raggiunto e di una nuova esperienza vissuta in compagnia. Siamo in chiusura, ricordo, lo dico d'antenna, per segnalare disservizi e problemi, redazione @antena3.it, per scrivere una mail 0422 02 30898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Anticiclone sempre presente sul nostro territorio, il tempo si manterrà dunque buono. Vediamo il dettaglio di martedì 13 agosto. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Qualche acquazzone tuttavia sarà possibile al pomeriggio sui monti bellunesi e fin verso le pianure veronesi e vicentine. Temperature invariate, minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, ma con qualche temporale pomeridiano sui rilievi pordenonesi e udinesi. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 29 e i 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà spiccatamente instabile, con alternanza di pause più asciutte e soleggiate ad altre maggiormente temporalesche. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime sui 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci!